Consegnati alla città di Sora 2 nuovi veicoli ottenuti con il progetto Mobilità Garantita, realizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con PMG Italia SpA e grazie al sostegno di molti imprenditori ed attività commerciali del territorio sorano. La cerimonia di consegna si è svolta sabato 9 giugno dinanzi l'ingresso del Palazzo Municipale, alla presenza tra gli altri del primo cittadino Roberto De Donatis, dell'assessore ai servizi sociali Veronica Di Ruscio e dei responsabili della PMG Italia. A benedire i 2 nuovi veicoli Monsignor Bruno Antonellis. Un importante risultato ottenuto grazie alla sinergia tra pubblico e privato in favore delle persone che hanno maggiore necessità. È un giorno importante perché questi mezzi hanno il compito di sopperire a quella che è la domanda in materia di servizi sociali. C'è un disagio nella città, che è un disagio sociale dettato non solo dal particolare contesto, ma anche da quelle che sono le congiunture sfavorevoli dal punto di vista economico, un disagio sociale che potrà essere in qualche modo alleviato dalla presenza di un servizio che dimostra che in questa città c'è ancora molta energia da liberare. Quindi grazie particolare agli sponsor, alle tante attività commerciali che hanno sostenuto questa iniziativa, all'assessorato e agli uffici dei servizi sociali che l'hanno messa in piedi e all'associazione che l'ha resa possibile. È una di quelle prove che quando esiste una convergenza di obiettivi all'interno della comunità si possono produrre dei buoni esempi di pratiche amministrative. Oggi vengono consegnati alla cittadinanza di Sora 2 veicoli. Uno è allestito con una pedana mobile per la salita e la discesa di persone che hanno difficoltà motorie e sarà utilizzato per gli accompagnamenti sociali, appunto riservato a persone con particolari difficoltà motorie. L'altra è un'autovettura, una Fiat Punto, che sarà utilizzata per invece le assistenze domiciliari piuttosto che l'acquisto dei pasti e la consegna sempre a casa dei pasti a favore delle persone che purtroppo hanno difficoltà economiche e comunque hanno necessità di questo tipo di assistenza. Questi sono gli utilizzi principali. I veicoli rimarranno per 4 anni e saranno interamente spesati di ogni tipo di spesa, insomma. 2 sono gli autoveicoli che saranno a disposizione per i prossimi 4 anni della Consulta Comunale Problematiche Sociali e Pari Opportunità, delle associazioni del terzo settore e dei servizi sociali del Comune di Sora. Un autoveicolo attrezzato che permetterà di proseguire i servizi di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà motorie ed un altro invece da utilizzare per i servizi di assistenza domiciliare. Grazie a tutti quanti gli imprenditori e i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, oggi il Comune di Sora avrà a disposizione 2 automezzi, uno per il trasporto dei disabili che è un Fiat Doblò che verrà messo a disposizione di tutti i cittadini e di tutte le associazioni che ne avranno bisogno per il trasporto anche fuori da quello che è il territorio comunale, e un'altra auto che rispetto agli anni passati non c'era stata possibilità di realizzarla, quest'anno siamo riusciti e sarà messa a disposizione proprio dell'ente affinché possano essere effettuate le domiciliari in tutto quanto il territorio in maniera un po' più concreta e ci sia uno spostamento più efficace. La consegna dei 2 autoveicoli alla comunità sorana è stata possibile grazie alla sensibilità e disponibilità di numerosi sponsor che hanno contribuito. Al termine della cerimonia sono stati consegnati a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto della mobilità garantita gli attestati di ringraziamento.